Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Manca sempre meno. I risultati un po' ci stanno aiutando, poi ne parleremo meglio. Ovviamente quando andremo a parlare di tutte le dirette concorrenti del Cagliari, però in vista dell'avvicinamento alla partita c'è anche la conferenza stampa di Mister Ranieri, quindi io direi, mi sono messo le cuffie perché se non mi sbaglio ho notato che nell'ultimo video che ho fatto sulla conferenza stampa c'era un ritorno da parte delle casse, quindi ho deciso di mettermi le cuffie così almeno lo sento. E buonanotte ai suonatori, quindi io incomincio a preparare tutto quanto, mi metto di qua e poi andiamo a cercare qua conferenza stampa Ranieri e andiamo subito a farci la conferenza stampa di Mister Ranieri. Ovviamente mettiamo 1080p, tutto schermo. L'audio lo dovrebbe prendere. Vediamo un po'. Buongiorno a tutti, benvenuti Ok. alla conferenza stampa di Mister Ranieri, spazio alle vostre domande. Buongiorno. Buongiorno. Si comincia Magari posso benissimo. aver fatto pensare che sia, se non già fatta, quasi fatta. No, perché sappiamo, Si comincia benissimo. Io non ho sentito un cazzo. Non so se, se sia colpa delle mie cuffie o colpa di loro, ma io non ho sentito un cazzo della domanda. Però va bene. ormai siamo programmati mentalmente che ogni partita è decisiva. Siamo stati, come ho detto l'altra conferenza, per tanti mesi sott'acqua. Ok, adesso sento da tutte e due le cuffie. Vediamo se era un errore mio, perdonatemi. Le domande. Buongiorno. Buongiorno. No, è proprio il coso, ok. Magari possono aver fatto pensare che sia, se non già fatta, quasi fatta. Ok, credo di aver intuito cosa dica, ovvero il fatto di aver ottenuto 5 punti contro le grandi possa far pensare già che il risultato è stato acquisito. No, perché sappiamo, ormai siamo programmati mentalmente che ogni partita è decisiva. Siamo stati, come ho detto l'altra conferenza, per tanti mesi sott'acqua e adesso che abbiamo tirato fuori la testa per respirare non vogliamo più tornare là. Sappiamo che ancora nulla è certo, andiamo ad affrontare una squadra che gioca bene, che si è salvata con largo anticipo, in un ambiente bellissimo, per cui sappiamo quello che ci aspetta. Beh, è ovvio, purtroppo non sono bastati questi 5 punti, seppur fatti contro Atalanta, Inter e Juve, a garantire la salvezza. Ed è vero, a me la prossima partita preoccupa. Io continuo a pensare che il Cagliari esca da Genova con un punto, però speriamo bene, speriamo bene. C'è il pericolo di sottovalutare, Fabiano Gaggini dell'Unione Sarda, c'è il pericolo di sottovalutare questa partita proprio perché il Genoa è salvo? No, proprio perché per quello che ho detto poc'anzi. E poi rivedendo la partita d'andata, sì, abbiamo vinto 2-1, ma negli ultimi 10 minuti hanno avuto tante di quelle palle gol, per cui sappiamo della forza del Genova. Massimo rispetto. Vero, non bisogna assolutamente prendere sotto gamba sta partita, perché se tu vai a prendere sotto gamba la prossima, vuol dire che tutti i risultati che hai ottenuto prima non hanno senso di esistere, perché non si può fare il grande con le grandi. Tu devi essere grande sempre, a prescindere dalla squadra che affronti, a prescindere da quanti punti hai in classifica.
a prescindere da tutto, io voglio che domani il Cagliari esca da Marassi con la testa alta per aver fatto la prestazione migliore che si poteva fare. Sì, buongiorno mister Matteo Cardia, 131. Mancherà Luvumbo in questa gara che è stato uno, diciamo, dei penni di questo ultimo periodo, e non solo. Le volevo chiedere da questo punto di vista, vista anche l'assenza di Viola, Oristanio è pronto a ripetere quel tipo di staffetta che si è vista magari nel corso della stagione? Sarà lui o insomma quali possono essere Sì, le no, scelte? lui sta bene anche la Padula, per cui come al solito deciderò all'ultimo. Mm. Per il momento di forma attuale io punterei più su Shomurodov prima punta piuttosto che sulla Padula, però mi fido del mister. Staremo a vedere. Buongiorno mister, Luca Di Leonardo, Tutto Cagliari. Le chiedo un commento su Makumbu, il giocatore che ha utilizzato di più, 31 presenze da titolari. Come sta questa settimana? L'ho visto un po' in flessione nella sfida contro la Juve. No, non mi è sembrata a me inflessione. È logico che quando sei portato a cantare e a portare la croce non sempre tutto riesce, però è un giocatore sul quale io faccio molto affidamento. E questo si vede in campo. Questo si vede in campo, forse è caricato paradossalmente un po' troppo di responsabilità perché il Cagliari puntualmente non giocando con un regista non ha un qualcuno in mezzo al campo che gestisce e smissi i palloni. Probabilmente Makumbu, se subisce un effetto negativo nelle partite, probabilmente credo sia dovuto a quello, al fatto che gli viene affidato un compito che secondo me può fare, perché può farlo, però per caratteristiche proprio di giocata e di come è lui, scusate, lo può portare all'errore, perché comunque un regista in realtà, sebbene deve toccare e smistare palloni e deve toccare più palloni di tutti, lo deve fare per il minor tempo possibile in realtà. E questa cosa sappiamo che Makumbu in realtà non ce l'ha, nonostante abbia secondo me un'ottima visione di gioco. Ottima visione di gioco. Però purtroppo ha questo deficit di giochicchiare troppo con il pallone che porta molte volte a perderlo. Perché sono l'allenatore e decido io chi gioca e chi non gioca. Per questo motivo, perché lo reputo un giocatore molto importante, fa delle cose importantissime. Io credo che la partita che ha giocato contro l'Inter sia stata eccelsa, e vorrei che giocasse sempre così. Buongiorno mister. Condivido. Piccola nota tecnica: che fastidio quando l'audio è fuori sincro rispetto al labiale. Non so se ci state facendo caso, ma è veramente fuori sincro di un secondo buono. Fastidio ladro. Lei nelle ultime settimane ha parlato tanto di quota salvezza. Ieri il Frosinone ha battuto la Salernitana e si è portato a -1 dal Cagliari. Questa quota salvezza si alza o comunque basteranno sempre quei punti che lei ha detto? Non lo sappiamo quant'è. Ho detto che è un campionato bellissimo per quanto riguarda la lotta alla retrocessione, per quanto riguarda la lotta alle coppe europee. Io ho ipotizzato 36-37 punti, ma non è che ne sono sicuro. Io ho detto ai miei: lottiamo fino all'ultima giornata e poi vedremo quanti punti avremo fatto. Io continuo a dire che secondo me in realtà ci si possa salvare tranquillamente, tranquillamente forse no, ma si possa essere salvi in realtà già con 34 punti. Se l'Udinese continua questo rollino di marcia, probabilmente potrebbero bastare 34 punti. Diceva Paolo Conte, Genova per noi. Per lei che cos'è Genova e che cos'è sfidare il Genoa? Ma che cazzo di domanda è? Lo vedete? Ogni cazzo di conferenza stampa gli fanno questa domanda. Cioè, cambiano le squadre e la domanda è sempre la stessa. Ma che cazzo vuol dire? Ma è una domanda utile ai fini della partita questa? Ma io ma come sarà il tempo? Pioverà? Ma che cazzo di domanda è?
io non c'ho parole, raga. Ma seriamente queste sono le domande che vengono fatte? Ma un po' di studio sugli avversari, un po' di domande tecnico-tattiche. No, cosa significa per lei affrontare il Genoa? Ma almeno Ranieri, perché io adesso vado a memoria e non mi sembra. Dove sta? Wikipedia. Ranieri l'ha mai allenato il Genoa? Così, chiedo per un amico. No, non l'ha manco mai allenato. Guardate, non l'ha mai allenato il Genoa. Ma di che cazzo stiamo parlando? Ma che domanda è? Ma che domanda è? Vabbè, vabbè. Il Genova mi lega dei ricordi meravigliosi perché è stato il mio debutto da giocatore in Serie A che era il 4 novembre del 73, per cui l'altro ieri. Cioè, questa era il senso della domanda? Boh, vabbè, forse so io quello strano. So io. Cioè, tutta sta cosa per far ricordare a Ranieri che è stata la sua prima partita in Serie A contro il Genoa? Cioè, questa era l'utilità della Boh, vabbè. Per cui Genova è sempre una parte di me stesso, perché il debutto in Serie A non si dimentica. Perdemmo 2-1, segnarono tutti e due i miei attaccanti che marcai primo tempo Corradi, secondo tempo Simoni, fece il gol una volta uno, una volta l'altro. Però insomma lo ricordo sempre con piacere adesso, dopo la partita non tanto. Sì, no, ma sono ex di tante squadre, insomma era un derby bellissimo. Io temevo che gli potesse arrivare questa domanda in seguito. E da ex della Samp, cioè, io non c'ho parole, mi sto zitto per meglio. Perché c'era grande compostezza, pur standoci come sempre le stracittadine sono sempre cariche di pathos. È bellissimo quando ho detto in apertura di conferenza che troveremo un ambiente bellissimo proprio perché i genoani sono molto carichi, spingono molto la loro squadra. So che c'è il sold out, per cui ci sarà lo stadio pieno, sarà veramente una gran bella partita. Buongiorno mister, Daniele Madao della Riflessione. Il Cagliari viene dalla striscia positiva più lunga di tutto il campionato. Ecco, qual è stato l'elemento caratterizzante che ha portato a ottenere questo risultato da riproporre lunedì e nelle prossime gare? Grazie. Questa è una domanda che è stata già fatta la scorsa settimana. È una domanda che è stata già fatta per la partita con la Juve. Vabbè, inventiva zero. Cioè, io per questo dico, piuttosto non le fate le conferenze stampa, perché veramente so la cosa più ridicola del mondo. Io credo che è stata proprio la consapevolezza di dover lottare in ogni singola partita, in ogni momento, perché tanto momenti difficili arrivano per ogni squadra. Ecco, abbiamo sofferto tanto e adesso stiamo in un momento dove non vogliamo più soffrire. Per non dover soffrire dobbiamo essere compatti come lo siamo sempre stati, aggressivi mentalmente e cercare di fare bene il nostro lavoro. Passano 10 giorni tra una partita e l'altra. Ovvio. Cioè, è palese come nelle ultime partite il Cagliari abbia avuto un intento comune, una volontà comune, e lo si vedeva perché si remava tutti dalla stessa parte, nonostante alcuni scampoli di partita, come per esempio il secondo tempo con la Juve o alcuni tratti nella partita con l'Inter. Si vedeva una squadra che viaggiava nella stessa direzione, una squadra che puntava l'uno sull'altro, una squadra che era veramente squadra. E secondo me è così che vai avanti.
praticamente una sosta che non era prevista, quindi come l'avete gestita? A proposito, ha detto nell'ultima conferenza stampa che avete già programmato l'aereo, fissato l'aereo era per ieri forse, per oggi? E per quando c'era la partita. Io ho detto, noi andiamo, voi non lo so se volete venire. No, è stata una settimana un po' più lunga, per cui abbiamo fatto il solito carico di lavoro e l'abbiamo diluito con un giorno in più, per cui i ragazzi stanno bene e siamo pronti per questo rush finale, perché come dico sempre i cavalli si vedono sul rettilineo finale. Sì, mister. Io... scavallo, ormai nemmeno le commento più il senso delle domande, perché mi viene da ridere. Però mi fa sapere, cioè mi fa piacere sapere che i ragazzi stanno bene, non ha parlato di criticità particolari, non ha parlato di infortuni particolari, perlomeno per il momento, quindi buono a sapersi. Probabilmente si potrà andare a Genova a pieno organico, speriamo. Volevo chiederle anche, in settimana c'è stato un rientro importante, quello di Petagna in gruppo, come l'ha trovato e se secondo lei in questo rush finale appunto può essere un giocatore importante per questo Cagliari. Ma io non lascio nessuno indietro, tutti i giocatori sono super importanti, adesso tra poco rientrerà anche Mancosu, per me sono tutti importanti e voglio averli tutti a disposizione per poi poter scegliere in serenità, cercando di sbagliare il meno possibile. Alzo le mani. Tra l'altro non lo so perché, ma sono incuriosito dal rientro di Mancosu, perché secondo me la sua parte, nonostante gli anni, nonostante ovviamente non sia più il giocatore di un tempo, però comunque ha un piede molto molto educato e secondo me in qualche occasione ci sarebbe tornato utile, quindi sono incuriosito dal rientro di Mancosu. Mister, una curiosità, in caso di rigore chi lo batterebbe? Vediamo chi gioca e poi decideranno i ragazzi. Io i rigoristi li do, poi dopo sono loro che si sentono chi più chi meno. L'importante è far gol, perché ne abbiamo già sbagliati troppi. Vero. Questa è una domanda simpatica, carina, però proprio visto il siparietto contro la Juve ci sta, ha la sua logicità. Diceva prima il Genoa, ricordando la gara dell'andata, una squadra che poi è cresciuta e che ha guadagnato la salvezza in anticipo. Che squadra è con Gilardino e se cambia giocando in casa, proprio per quell'atmosfera di cui parlava prima? Vedendo le classifiche in casa e fuori cambia pochissimo. È una squadra che sa giocare a calcio, che ha ottimi giocatori, sa quando manovrare, sa quando recuperare e partire velocemente, e poi naturalmente supportata dal pubblico sarà una partita che dobbiamo interpretare molto bene e saper leggere altrettanto bene. Assolutamente, partita tosta. Secondo me il Genoa in casa ovviamente ha qualche punto in più per i pronostici e quant'altro, però effettivamente è una squadra solida che secondo me si è consolidata non tanto quest'anno quanto l'anno scorso, sebbene sia arrivata seconda in campionato, però a livello di singolarità, a livello di gioco espresso, a livello anche di interpreti del gioco, è una squadra veramente molto molto compatta, molto rognosa, che sicuramente in questa stagione ha sbagliato qualcosina, ma non ha fatto errori clamorosi, ed è un problema per noi, perché non ci sono, o perlomeno io non ho percepito, non ho visto punti critici così importanti su cui poter intavolare la partita. Per quello sarà difficile, per quello penso che probabilmente si porterà a casa un pareggio, ma staremo a vedere. La conferenza è terminata, grazie a tutti. Grazie, arrivederci. Perfetto. E niente, con la conferenza terminata io mi rimetto qui. E ragazzi, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, che partita vi aspettate, cosa pensate della conferenza stampa.
Fatemi sapere voi tutto qua sotto nei commenti. E detto questo, ragazzi, noi ci becchiamo domani con il video post partita. Belli, raga.